che cosa sei? Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale coi protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi Francesco Maria Del Vigo, vice direttore del giornale, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Francesco? Eccomi qua, ci sono Giovanni. Ciao, benvenuto su Radio Libertà. Grazie mille per l'invito. Devo dirti che invito della cui bontà mi ha confermato ulteriormente il giornale di oggi, no, nel senso che volevamo fare una chiacchierata con te sulle follie anche recenti e ormai sempre più spinte, no, dell'ideologia politicamente corretta e dell'eterno spettro del fascismo ritornante. E oggi tu sul giornale firmi un commento che si intitola "Su Marcinelle il solito fascismo degli antifascisti", e quindi in realtà io partirei da questo, anche perché è una notizia effettivamente molto più grande di quello che appare di primo acchito, cioè è veramente un caso di delirio ideologico. Ci vuoi spiegare in cosa consiste? Sì, guarda, è l'ennesima prova di un delirio ideologico, come dici tu, che pervade tutti e tutto, nel senso che non è solo in Italia, perché a volte pensiamo che possa rimanere confinato all'interno dei limiti nazionali. Non è così. Succede che l'8 d'agosto sono 70 anni dalla strage di Marcinelle, in cui persero la vita più di 100 italiani, tra le varie persone che morirono, e succede che l'UGL, quindi un sindacato di area di centrodestra, diciamo, chiede di poter apporre una targa sul muro della miniera dove c'è stata questa tragedia. Quindi manda una mail chiedendo di poterlo fare. Chi gestisce questa miniera risponde dicendo che non si può fare perché l'associazione che ha richiesto di fare questa cosa è un'associazione di area di estrema destra, e quindi praticamente andrebbe in cortocircuito con lo spirito umanitario, solidale e sociale di chi gestisce la miniera. Beh, allora capisci che siamo di fronte a un cortocircuito incredibile. Uno, perché l'UGL non è di estrema destra, quindi evidentemente in Belgio non sanno con chi stanno parlando, il che poco mi stupisce. Dopodiché il furore ideologico che mi stupisce, perché dico, siamo di fronte a una commemorazione di una strage in cui sono morti centinaia di italiani e a cui viene impedito a un'associazione italiana di partecipare per furore ideologico, perché è come se fosse una specie di privé, di una grandissima discoteca in cui c'è un privé in cui questo spirito progressista di coloro i quali di solito parlano di inclusione, di partecipazione, di memoria condivisa, ecco, in verità sono esclusivi, non fanno partecipare nessuno e hanno una memoria porzionata. Sono dei divorzisti della memoria e non vogliono far partecipare alla memoria quegli italiani che hanno avuto delle vittime, solo perché secondo loro sono eccessivamente di destra. Se questo spirito si manifesta, non solo è gravissimo, anche a una manifestazione di libri a Roma, ma financo quando si vanno a commemorare dei morti, cioè se nemmeno di fronte alla morte si ha il coraggio di fare un passo indietro e di dire chi se ne frega se uno è di destra o di sinistra, beh, allora siamo veramente messi male. Decisamente, tra l'altro, come giustamente notavi tu, adesso io conosco tra l'altro anche Francesco Paolo Capone, il segretario dell'UGL, non mi è mai sembrato la reincarnazione di Heinrich Himmler, cioè, adesso obiettivamente. No, esattamente, c'è questa trasfigurazione per cui tutti coloro i quali in questo caso non sono di sinistra diventano automaticamente di estrema destra, e dei mostri di estrema destra. C'è una mostrificazione, ma non della destra, di tutto ciò che è vagamente più a destra della sinistra, a partire dal centro, direi. Per cui è un processo, però è un processo talmente parossistico che smaschera se stesso, cioè nella misura in cui il caso di Marcinelle, ma che è solo un piccolo caso dei tanti casi che ci sono, ci dimostra quanto questo tipo di cultura, che non è cultura, di atteggiamento, diciamo, sia ridicolo e patetico. Indubbiamente, tra l'altro mi colpisce che venga dal Belgio questo ennesimo sintomo io ormai, più che politicamente corretto, se sei d'accordo, userei l'immagine di Ricolfi, follemente corretto, perché mi sembra ragione, uno stadio giusto, ulteriore, no? Ma mi colpisce che venga dal Belgio, che no, è non solo, come dire, la nazione dove ci sono i vertici delle istituzioni europee, ma che per esempio è uno dei paesi che ha più abbassato la guardia rispetto ai problemi derivanti dall'immigrazione incontrollata, anche dalla penetrazione islamista, no? Ci sono stati anche episodi terroristi, no? Attentatori che hanno scorazzato per le strade del Belgio, no? Per giorni prima di essere presi. Cioè, mi chiedo, forse non è un caso che no, queste derive attecchiscano, vadano in coppia, ecco, col tic culturale. Forse le due cose stanno insieme, voglio dire.
Sì, credo che tu abbia ragione. C'è sicuramente una deriva e il Belgio, con tutto rispetto per il paese, per i suoi cittadini, ha qualche problema. Ecco, ma io direi che l'Europa ha qualche problema, l'istituzione europea ha qualche problema. A volte cioè, il punto più buio è quello alla base della candela e mi viene questo sospetto, perché se penso a tutte le follie che sono state partorite da Bruxelles, dalle capitali europee, dal centro dell'Europa che si dimentica cos'è l'Europa, molto spesso noi siamo di fronte a questo paradosso, cioè siamo di fronte a un'Europa che proprio nel cuore delle sue istituzioni è meno europea che altrove. L'Europa è un continente stupendo, che però ha poca stima di se stesso, è un po' autolesionista, fa harakiri molto spesso e vediamo che le sue stesse istituzioni mancano di un orgoglio, di uno spirito di appartenenza. Penso al discorso che fece 2 anni fa J.D. Vance a Monaco, se non sbaglio, un anno Certo, e mezzo fa, certo. discorso che ovviamente ha fatto incazzare tutti perché era un discorso cattivo, era uno schiaffo totalmente in faccia all'Unione Europea. Io a volte per provocazione dico che secondo me Vance e Trump un giorno verranno ricordati come padri dell'Unione Europea e li metteranno a ventotene e esporranno. So che faccio arrabbiare molta gente, ma io dico che per reazione, magari un effetto collaterale della politica americana, cioè il trumpismo chiede un altro Trump, nel senso che se tu vedi che gli Stati Uniti si comportano in modo così arrogante e sprezzante nei confronti dell'Europa, c'è un risultato, quello di far capire all'Europa, uno, che non sono più in uno stato adolescenziale, cioè in questo momento l'Europa sta crescendo verso la maggiore età, dopo 80 anni, 80 anni abbondanti della sua fondazione, cioè si rende conto che non ha più un padre protettore che gli Stati Uniti, che gli ha permesso di poter fare come tutti gli adolescenti tutto quello che volevano, compreso di sputacchiare, spernacchiare, trattare male il padre, cioè gli Stati Uniti. Adesso che vediamo che c'è un'America un po' muscolare, anche un po' cattiva, anche un po' da cowboy, da saloon, che si esprime in un modo roboante, un po' fuori dalle righe del galateo, della grammatica, come un padre un po' incavolato, ecco, mi pare che ci sia un vago risveglio europeo di fronte a tutto questo. E io che sono europeista, nel senso che credo che debba esistere un sovranismo europeo, lo vedo con piacere questo. Sarà pure un effetto collaterale, per carità, non l'avrà calcolato perché Trump non è così intelligente, lo diciamo tra 100 virgolette. Diciamo che tutto sommato, però, secondo me, le esagerazioni, le esasperazioni di Donald Trump hanno fatto bene anche da questa parte dell'oceano. No, ma la trovo una provocazione tutt'altro che infondata, anche perché se pensiamo, no, al documento di strategia, l'ultimo documento sulla sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump, in realtà quando parla dell'Europa, cioè se lo vai a leggere, se leggi i resoconti sui giornaloni no, ma se vai a leggere il documento originale, sembra quasi che rimbrotti l'Europa in quanto innamorati delusi dell'Europa, no? In quanto figli che non riconoscono più il padre, e si dice proprio: ma perché l'Europa si vuole suicidare, vuole rinunciare alla sua cultura che è anche la nostra? Quindi c'è questa componente addirittura, no, esplicitata nei documenti dell'amministrazione Trump. Ci richiama un po' a non recidere le nostre radici, via. Addirittura c'è un bruttissimo vizio, cioè di andare a leggere i documenti e non fermarti al racconto per cui Trump è solo brutto, cattivo, con un ciuffo Hai arancione ragione, insopportabile chiedo e è scusa. una casa come quella, e ha trasformato la Casa Bianca come quella della casa di Casa Monica. E perché c'è questo vizio? Non ti fermi all'apparenza e hai totalmente ragione nel farlo, perché ma sei uno dei pochi che analizza così le cose, va oltre come dire, la mostrificazione, scusa se ripeto questa parola così brutta, di Donald Trump. No, che peraltro prescinde, come dire, da quello che fa, no? Perché se fa la guerra frontale con l'Iran è un mostro, se chiude un accordo di pace, discutibile o meno, è un mostro. Cioè sembra che ci sia un lievissimo apriorismo, ecco, tutto. Senti, io vorrei dirti, allora, lui ha fatto un blitz in Venezuela e ha trasformato immediatamente, è un kingmaker al rovescio, ha trasformato immediatamente Maduro in un eroe. Ha fatto una guerra in Iran e automaticamente tutto il mondo ha iniziato a difendere gli ayatollah che hanno ammazzato decine di migliaia di persone perché combattevano contro il regime, prendono gli omosessuali, li mettono a testa in giù sulle gru, e tutti coloro i quali fanno il Pride fino al giorno prima hanno detto che era una carogna a Trump e quasi quasi gli sta simpatico l'ayatollah. Quando hanno cercato di ammazzarlo, cioè un paio di volte, io ho visto una solidarietà così fredda che secondo me se avessero tirato un sasso con una fionda a Kim Jong, tutto il mondo avrebbe detto: povero Kim Jong, cosa gli è successo? Ma come fanno a ucciderlo? Per Trump no, è il mondo al rovescio. Allora sarà tutto quello che sarà, che a noi può anche essere simpatico, a me personalmente lo è un po' rude, quello che dicevamo prima. Ricordiamoci comunque che non è né un amministratore di condominio, dell'ultimo condominio della provincia
d'Italia e non è nemmeno un dittatore, rimane comunque il presidente della più grande democrazia del mondo. So che dire questa banalità può dar fastidio a qualcuno, ma così è. E poi soprattutto è il presidente degli Stati Uniti, non è il presidente dell'Unione Europea. Non possiamo sperare che lui faccia cose che non facciamo noi. Lui si fa i fatti suoi, è stato eletto per fare i fatti degli Stati Uniti, non i nostri. Io dico, credo che almeno esiga rispetto al suo ruolo per quello che sta facendo a casa sua, e poi comunque tra poco i suoi elettori lo manderanno per forza di cose a casa, perché non si può ricandidare o perché magari non eleggeranno manco un repubblicano perché gli avrà fatto più schifo di quanto ha fatto schifo all'Europa. Vediamo, certo, sì, da quelle parti diciamo tendenzialmente decide sempre il popolo votante, ecco, questo purtroppo hanno questo vizio. esatto. Tra l'altro, per collegarmi un po' al filo conduttore, no, cioè dello stupidario woke, si è fatta molta, non so se hai visto, molta retorica sui mondiali suprematisti, perché ora si stanno giocando i mondiali di calcio anche nell'America trampiana e ci sono stati scandali adesso perché ci sono delle procedure di controllo, perché alcune delegazioni sono state controllate, sì, quella iraniana più di quella portoghese, mi sarei meravigliato il contrario. Insomma, anche tu vedi questo spettro dei mondiali suprematisti in corso? Sì, l'hanno chiamati, io scusami, sono ignorantismo dal punto di vista del calcio, credo che si giochino, se sbaglio correggimi, Messico, Stati Uniti e Canada, giusto? Esattamente. Sono divisi in 3 paesi, però li chiamano i mondiali di Trump. E siccome sono mondiali di Trump è tutto al rovescio, diranno anche che il pallone è quadrato e non rotola nel campo di calcio, per cui non va bene niente di quello che sta succedendo. È diventato, cioè l'Italia, è vero che non partecipa ai mondiali, quindi questo è un grande trauma, perché mi pare che siano più di 12 anni che non partecipano ai mondiali, e questo è un trauma vero. Lo dice uno che non si occupa di calcio, ma ha sempre partecipato a questo rito collettivo dei mondiali, che anche per chi non segue esattamente lo sport, insomma è qualcosa di fondamentale. Dopodiché sono tutti diventati, nello stesso momento in cui erano cittadini nazionale, sono diventati esperti di geopolitica e quindi attribuiscono e tributano a questi mondiali di calcio un significato che va oltre il calcio, va oltre tutto e appunto si raffaccia alla politica in modo ingombrante, per cui risulta che bloccano tutti, fanno dei controlli, cose che poi secondo me, io penso, non lo dico con certezza granitica, cose che probabilmente sono sempre accadute, solo che quando accadono queste cose e c'è Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti, scopriamo che l'America ha un approccio strano alla sicurezza, cioè diverso dal nostro, non strano, ha un approccio strano all'immigrazione. Guarda che è cambiata anche la traduzione delle parole, cioè i rimpatri sono diventate deportazioni, ma la stessa parola in inglese con Obama si chiamava deportation e poi veniva tradotta in un altro modo, perché era molto dire Obama deporta. Obama avranno detto le accompagna a casa sua col taxi o con Uber, con Obama immagino, con Trump invece li manda a casa a calci nel culo, ma non è esattamente così, è la stessa cosa. Certo che un po' sono cambiati gli Stati Uniti, ma non sono cambiati così tanto, semplicemente li raccontiamo con gli occhiali dell'antitrampismo e quindi ci sembra che tutto quello che succede dall'altra parte dell'oceano è mostruoso, ma molte delle cose sono esistite prima, cioè, Obama è stato uno dei primi a chiamare, nello specifico Inghilterra e Francia, quando hanno costretto l'Europa ad andare in guerra in Libia, ha chiamato gli europei degli scrocconi, certo, perché facevano le guerre con i soldi altrui, ma detto da Obama sembrava una cosa, quasi un consiglio amorevole, detto da Trump è una cosa gravissima. E poi scusami, anche su questa azione della sicurezza, perdonami se passo dal campionato di calcio, è un po' come se io e te avessimo una villa, cosa che auspico che accada presto. Sono scettico, ma spero di essere smentito. Sarebbe bello, e per anni ci facciamo pagare la sicurezza dal vicino di casa. E poi a un certo punto il vicino di casa dice: ragazzi, non vi pago più la sicurezza. E noi ci incazziamo. Ma non è così, cioè vuol dire che per anni la sicurezza della nostra villa, che sicuramente avremo, l'ha pagata un altro. Quando non ce la paga più diciamo grazie, adesso ci pensiamo noi. In un mondo normale sì. Facciamo un mini break solo di 30 secondi, torniamo subito con Francesco Maria Del Vigo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Eccoci tornati a Parlando Liberamente col vice direttore del giornale Francesco Maria Del Vigo, col quale ora vorrei affrontare quella che veramente in queste settimane mi sembra la questione delle questioni, che peraltro ha tirato fuori il giornale e ha affrontato diciamo giustamente di petto, ed è quella, non mi faccio una ragione, solo a citarlo non me ne faccio una ragione, del patentino antifascista per la fiera Più Libri Più Liberi. Ci vuoi dire, poi se vuoi entriamo nei dettagli, perché poi il diavolo si nasconde nei dettagli, no? Ma cosa rappresenta dal tuo punto di vista questa storia del patentino antifascista? Allora, innanzitutto tu hai ricordato, e ti ringrazio, che è stata una battaglia portata avanti dal giornale, nello specifico da Alessandro Gnocchi, che è il capo della cultura del giornale, e che si è accanito su questa cosa. Nonché, scusami, autore di come... una rubrica culturale imperdibile su Radio Libertà. Perdonami, ma Lo dovevo sapevo, dire. ma non l'ho detto apposta, cioè me ne ero dimenticato, quindi non volevo manifestare un conflitto di interessi, però tu conosci la testardaggine di Alessandro, per Certo. cui a volte nei giornali non sempre le notizie vengono capite nitidamente subito. Lui ha insistito, c'è stato un momento in cui dicevamo sì, ma questa roba, come dire, siamo ossessionati solo noi. 12 ore dopo ha parlato anche la Presidente del Consiglio, poi ha parlato Carlo Nordio, il Ministro della Giustizia. Era un caso clamoroso, anche perché la rassegna si chiama, mi pare, Più Libri Più Liberi, Sì. è l'esatto opposto di quello che dice, cioè tradisce immediatamente la sua missione. Quindi per partecipare le case editrici dovevano fare una specie di autocertificazione in cui dicevano di essere antifascisti. Allora, a parte la ridicolaggine della cosa, che è stata denunciata anche da intellettuali di sinistra, però questo atteggiamento, questo tic, non è la prima volta che accade, la prima volta che viene messo nero su bianco, manifesta due cose. Uno, se una cosa viene messa nera su bianco, vuol dire che evidentemente non è così originale, e allora cos'è? Come dire, è l'evoluzione cutanea di un fenomeno che sotto pelle si muove. Cioè vuol dire che nel mondo della cultura, se tu non fai parte di una determinata parte, evidentemente non puoi fare nulla, non puoi fare un tubo. Se loro hanno l'arroganza e la spocchia di dire scrivetemelo nero su bianco che siete antifascisti, in assenza di fascismo peraltro, perché antifascisti durante il fascismo è un atteggiamento eroico, 80 anni dopo è un atteggiamento patetico. Soprattutto è una richiesta, come dire, dimmi che non sei ghibellino, detto che sai che coraggio ci vuole a esserlo, a non esserlo. Per cui trovo che sia piuttosto anomalo, però manifesta il fatto che molte volte probabilmente ci sono persone che sono autocensurate, hanno fatto finta di non essere di destra, hanno fatto finta di essere di sinistra per far parte di un cenacolo culturale, per pubblicare libri, per sperare di andare in una classifica dei libri, per poter semplicemente sedersi alla tavola degli intellettuali. Giustamente poi questa cosa che noi abbiamo scoperto, sulla quale, ripeto, abbiamo insistito a lungo, ha creato un certo dibattito anche a livello istituzionale, e che ha sfondato anche la quarta parete, ha sfondato anche la parete della sinistra, perché ovviamente anche a sinistra molti pensano che sia una follia, perché è una stupidaggine chiedere i patentini, perché non c'è necessità di patentini di antifascismo in questo momento, anche se l'abbiamo visti che in certe città servono anche dichiarazioni di antifascismo per avere un passo carrabile, per intenderci. Però capisci che è un paese al rovescio, e soprattutto che rimane aggrappato alla memoria di qualcosa che è esistito, perché l'antifascismo ovviamente è esistito, ha avuto un ruolo fondamentale, non sarebbe nata la Repubblica Italiana, ma 80 anni dopo trasformarlo in questo modo è caricaturale. Io penso che la cosa più come dire, spernacchiante nei confronti dell'antifascismo e di chi è stato veramente antifascisti, che poi non sono stati tantissimi, perché probabilmente dovrebbero ringraziare principalmente gli americani per la fine della dittatura fascista, ma questo è un discorso lunghissimo, però come dire, è non prenderli in giro, non usare quella parola che ha avuto un ruolo importante, ripeto, a caso, e invece viene usata a caso. Certo. E soprattutto viene usata in una stranissima eterogenesi di fini per fare la cosa più fascista del mondo, secondo il loro linguaggio, cioè censurare. Che l'antifascismo sia il peggior fascismo è un paradosso assoluto. Sì, ma ormai è cronaca quotidiana. Tra l'altro lo annunciarono Pasolini, Flaiano, Sciascia, cioè non proprio dei biechi squadristi col Fez, insomma, ecco. No, secondo me tu hai toccato il punto, però, perché mi sembra che il tipico, no, di questa neoideologia woke è giocare con le parole, no? Nascondersi dietro le parole o svuotarle di significato. In realtà tu hai toccato il punto, cioè un conto è l'antifascismo come costrutto ideologico, monopolio peraltro della sinistra, non si sa bene perché. C'erano partigiani monarchici, liberali, cattolici, adesso non voglio neanche io farla lunga. No, hai ragione, assolutamente. Questo costrutto è una cosa, l'antifascismo come opposizione a ogni sistema autoritario o peggio totalitario è tutt'altro. Però allora servirebbe anche il patentino anticomunista, in una logica perversa, dico.
Sarebbe una logica perversa, però sai, cioè, mi sembra una delibera dell'Unione Europea che dice che sono parificati il comunismo al nazismo, e vediamo invece persone che sono ancora fedeli e dire io sono stato comunista, e questo al di là del bene o del male, cioè quando eravamo già in una democrazia compiuta e eravamo già, come dire, oltre i 18 anni della maturità intellettuale, c'erano ancora persone che si dicevano comuniste. Io non faccio la caccia alle streghe, però oggettivamente di fronte a questo dico sì, hai ragione tu, allora a questo punto facciamo il patentino di anticomunismo, oppure facciamo il patentino di antitotalitarismo, perché ancora oggi c'è Certo. una sinistra italiana che non si definisce più comunista, ma appena un po', lo dicevamo prima, sta sempre dalla parte sbagliata, cioè quando c'è da mettersi con un dittatore o con la democrazia, specialmente se c'è Trump, sta sempre con i dittatori. Invece la differenza è che rispetto a loro noi siamo liberali e tolleranti, li vediamo, li diciamo, ma se li besegniamo, diciamo, denunciamo quello che stanno facendo, ma mai penseremo di poter mettere un patentino. Cioè, ci sono due opportunità: se io invito una persona, se io faccio una festa a casa mia, posso invitare o non invitare quelli che mi stanno sulle palle, e quindi liberi può dire non invito il altoforte perché poi il caso che derivi da questo, Certo. volendo spieghiamo cos'è. Però non è che gli chiedo la patente, gli faccio gli esami del sangue prima di entrare, o li invito o non li invito. Se è una fiera del libro, contano i libri. Se poi, provocazione per provocazione, noi volessimo togliere dalle librerie del Novecento gli Certo. scrittori che sono stati in odore di fascismo, sarebbero vuote le librerie del Novecento, ce ne sarebbero pochissimi di libri, perché anche coloro i quali sono stati di destra o ascrivibili al fascismo, gli è capitato di fare anche qualche capolavoro per sbaglio, a prescindere dall'ideologia. Così come se noi dicessimo togliamo dalle librerie tutti coloro i quali nel Novecento sono stati marxisti, ma sarebbe una cavolata incredibile. Sottoscrivo, faccio solo due esempi. Guarda, col patentino rimarrebbero fuori da una fiera letteraria Luigi Pirandello e lui Ferdinand Selin, no? Tanto per Esatto. dirne due, insomma, ecco. E quindi è follia al quadrato. Volevo chiederti, diciamo, ho visto che per esempio, no, la Schlein ha esternato, ha ricordato alla Premier che ha giurato su una Costituzione antifascista, poi una Costituzione dove c'è anche l'articolo 21, no, sulla libertà d'espressione, ma quelli sono dettagli. Ma ti volevo chiedere perché, cioè c'è un passo in più, no? Perché anche la sinistra strettamente politica, no, dei partiti, del PD, va a rimorchio di questa narrazione, secondo te? Ma perché l'unico collante che esiste in questo momento per il centro-sinistra è un problema grosso per il centro-sinistra, e forse un problema anche, come dire, per l'Italia in generale, è l'antimelonismo. Antimelonismo è una parola che funziona, ma non funziona tanto, perché oggettivamente non richiama grandi mostri del passato, per cui ci si affida a un antifascismo in assenza di fascismo, come dicevamo prima, che è rimasto l'unico collante ereditato dalle generazioni precedenti, perché ormai l'ANPI non è più l'associazione nazionale partigiani, è l'associazione nipoti partigiani, con rispetto per i partigiani, ma i loro nipoti sono i primi a infangare la memoria dei loro nonni, perché combattono battaglie contro il molinamento, cioè contro fantasmi inesistenti. Per cui non mi stupisce che una certa sinistra, di fronte a quella che io definisco una vittoria culturale della destra, di cui c'è poca consapevolezza anche a destra stessa, Vero. secondo me, perché oggettivamente, come dire, alcuni, se intendiamo destra quello che va dalla sociale alla destra liberale e quasi anarcoide, oggettivamente il pensiero principale che ha vinto nell'Occidente è quello, cioè tutte, come dire, i rivoli del pensiero socialista e marxista di fatto sono stati sconfitti dalla storia, per cui la sinistra fa molto una battaglia di retroguardia attingendo a una cambusa ideologica, a un vocabolario del passato, perché è l'unico che richiama come dire, sia dei grandi nemici che delle grandi battaglie. Nella battaglia quotidiana difficilmente ha le armi per poter combattere. Sì, certo, questo è interessante, un po' come dire, un passatismo ormai endemico. Volevo chiederti, tutto questo, diciamo, baraccone ideologico di cui abbiamo parlato fin qui, secondo me ha avuto un precipitato di cronaca, si è materializzato in un'aula di Cesena, no? Il famoso caso di quegli studenti che hanno appeso uno striscione "L'Italia agli italiani", una roba in bilico tra l'ovvietà e la Certo. goliardata, ma questo è il mio punto di vista, e che sono però adesso in questi giorni soggetti a una rieducazione, una tesina sul fatto che in realtà siamo africani, cioè sembra, come dire, forse neanche Orwell avrebbe immaginato approdi del genere. Come lo commenti il fatto di Cesena? Allora, lo prendo da due punti di vista. Uno, hai ragione tu, sono stati costretti a una rieducazione, la tesina riabilitativa è una cosa da laogai, cioè non si può sentire. Io sostengo di fronte a tutto questo, se io fossi stato uno studente,
avrei, come dire, trasformato i miei vizi in virtù, avrei iniziato a bigiare dalla mattina alla sera sostenendo che era un atto eroico, e anzi, se fossi stato di sinistra avrei detto che era un grandissimo atto di antifascismo, certo. scappare da una scuola che ti vuole rieducare, perché è un atteggiamento assolutamente totalitario. L'Italia agli italiani è un'ovvietà, è una citazione, è un'ovvietà, non è nulla di sconvolgente. È stata anche spiegata la citazione perché è stato fatto dal ragazzo che l'ha fatto, ha fatto alcune interviste, la prima che ho letto del Resto del Carlino era interessante, era anche intelligente tra l'altro come intervista. Io ribalto la questione e ci trovo una nota positiva. La nota positiva è che quel manifesto, cioè quello striscione che è stato esposto, Sì. dimostra che ci sono alcuni concetti che vengono portati avanti anche dai più giovani, che una volta erano appannaggio di persone più grandi. Cioè, una volta gli atteggiamenti ribelli e rivoluzionari erano solo ascrivibili dalla sinistra, occupavano con le K, si fumavano le canne a scuola, e questo era l'atteggiamento politico più emancipato dei giovani, era emancipato dal punto di vista progressista. Evidentemente alcuni concetti più appartenenti al mondo conservatore stanno sfondando, piacciono, sono giovani e vengono trovati anche rivoluzionari, pur venendo da quello che viene considerato il mondo reazionario. Perché se un ragazzo si prende la briga di fare quello striscione, vuol dire uno che crede in qualcosa, due che Certo. sta combattendo contro un mondo che vede vicino a lui, tre che trova che sia un atteggiamento figo, perché a quell'età è una cosa che ti fa sembrare figo, non sfigato, scusa se non utilizzo le parole elegantissime. E quindi questo me lo trovo interessante, a prescindere dalla reazione, ma sappiamo bene che in questi casi la reazione dell'ordine costituito non fa altro che aumentare in mole l'interesse politico verso quegli argomenti di quella generazione. E io, anche facendo alcune ricerche, ormai sono di età vetusta, ma facendo alcune ricerche sui social e su internet, ho visto che esiste un mondo giovanile che coltiva questo tipo di idea, diciamo, conservatrice, tra virgolette, che si sta riproducendo e che sta dando vita a fenomeni molto interessanti sotto tutti i punti di vista. E che è un mondo che non viene raccontato, perché se lo dimenticano tutti i media praticamente, un po' perché non viene rintracciato perché è troppo basso d'età, un po' perché venendo da destra, sai che le cose vengono da destra, vengono viste sempre con un po' di sospetto, se non di antipatia addirittura. Però questo che ci stai dicendo è molto interessante, perché ci stai un po' dicendo, diciamo, adesso semplifico, guardate che la balla dell'egemonia culturale, che poi ormai è amichettismo bieco, non è egemonia culturale, è una cosa della bolla, no? Ma nella realtà tu dici questa cosa è già pesantemente incrinata, insomma. Io credo di sì, cioè tu in questo momento l'hai spiegato meglio di quanto io l'ho spiegato a te, ti ringrazio per aver fatto questa sintesi chiarificatrice, però sì, io credo che quella dell'egemonia culturale è un fallo di reazione di un piccolo circolino molto chiassoso, cioè è una minoranza casinista che a volte sembra più potente della maggioranza silenziosa, ma la maggioranza silenziosa, che a volte non è silenziosa perché appunto come questi ragazzi mettono gli striscioni fuori dalla finestra, è da un'altra parte, cioè non è perché Zero Calcare è il più visto su Netflix che tutti i giovani sono esattamente come Zero Calcare e pensano quella roba. Non facciamoci ingannare da questo. Ci sono persone che non hanno quello specchietto, non hanno quell'espressione, non hanno ancora per ora il loro Zero Calcare, hanno piccoli zeri calcare che iniziano a comparire sui social o altrove, facendoci capire che anche quel mondo esprime una cultura. Non è un mondo massimalista, quindi è un mondo più, cioè non è un mondo monolitico, è un mondo fatto più da singoli per forza di cose, perché fa parte della cultura politica che l'ha espresso, per cui non esprime una persona unica, un volto unico, non c'è Zoro, non c'è Zoro Calcare, non c'è un intellettuale di riferimento al momento, ma ne sta esprimendo tanti. Io credo che in futuro vedremo questo e ci renderemo conto, e in questo sbagliamo anche noi a volte, che l'egemonia culturale ha già ceduto il passo, secondo me, nonostante la sua grande presenza mediatica ha già ceduto il passo. Questo è molto interessante. Volevo anche chiederti, legato a questo, c'è anche ovviamente, no, un certo doppiopesismo di questa bolla, no? Perché mentre si sono stracciati le vesti per Cesena, è passata molto in cavalleria una notizia che a me ha gelato il sangue, anche in questo caso mi permetto di dire da papà, cioè il fatto che a Modena, in un plesso di scuole elementari, è stato ospitato un signore indagato per terrorismo nell'ambito dell'indagine che coinvolge anche Annun, cioè che coinvolge quella che è accusata di essere la cupola di Hamas in Italia. Questo signore è stato ospite in una scuola elementare e si è cantato allegramente Free Palestine. Allora, visto che il giornale insiste, secondo me giustamente, molto su, diciamo, ormai la saldatura, no, tra antagonismo pro-pal e anche, diciamo, mondi più istituzionali, mainstream, di sinistra, eccetera. Non è una notizia inquietante questa qua di Modena? No, è molto inquietante. Noi insistiamo non perché siamo ossessionati, perché c'è oggettivamente un'infiltrazione
all'interno del paese e della politica di cui nessuno se ne accorge, perché non so come dirti, c'è quasi una bonomia nei confronti di quello che noi non vediamo essere un pericolo, anche se ci sono dei fenomeni tutti attorno a noi, anche all'estero, che ci dimostrano che questi giovani che a 16, 17, 18 anni, oggi raccontiamo la storia di un trentenne palestinese che è stato arrestato a Lecce perché faceva proselitismo terrorista, ma sono cose che la cronaca, lo sai meglio di me perché tu fai il giornalista come me, abbiamo più o meno la stessa età, abbiamo iniziato insieme, ecco, si dimentica di queste cose. Tu dici, anche oggi hanno beccato un altro che stava preparandosi per farlo jihadista, per fare il terrorista, e succede quotidianamente ormai. Dopodiché non solo chiudiamo gli occhi su quello che sta succedendo in Italia, li facciamo entrare nelle nostre scuole, li facciamo parlare con i nostri ragazzi, pensiamo che sia normale accettare i loro discorsi deliranti, abbiamo, ti ripeto, tolleranza nei confronti di una grandissima intolleranza, anzi ci sono quelli che in nome della democrazia difendono la loro libertà di distruggere la nostra democrazia, ma non ci accorgiamo neppure che fuori dai nostri confini, cioè in Francia, guarda quello che è successo in Inghilterra, ovunque è successo quello che potrebbe succedere da noi, cioè accanto a noi si capisce, c'è il film intero del trailer che stiamo vivendo noi adesso, e però noi facciamo finta di non vederlo e spegniamo col telecomando il film e non vogliamo vederlo. Io spero magari mi sto sbagliando e spero di starmi sbagliando oggettivamente, però secondo me, ripeto, c'è un eccesso di tolleranza nei confronti di coloro i quali si stanno insinuando all'interno della nostra società di fatto per distruggerla, cioè per togliere le libertà per cui noi abbiamo combattuto da anni e anni. E noi nel nome del relativismo diciamo sì, però tutto sommato è giusto che lo facciano, accettiamolo. È un po' pericoloso questo gioco a cui stiamo giocando e vedo, come dire, molta connivenza. Ti potrei dire, però secondo me è una connivenza non intelligente. Un tempo si sarebbe chiamata intelligenza col nemico. Io penso che sia purtroppo deficienza col nemico questa, perché molti non capiscono quello che sta succedendo. Sì, vero. Siamo un po' nella zona, le ultime pagine di sottomissione di Ulbeck, insomma, il rischio è quello lì. Esattamente. Ti faccio un'ultima domanda, un po' più, se vuoi, con lo zoom stretto, un po' più, qui parlo un po' più all'osservatore della cronaca politica. Diciamo, dato tutto quello di cui abbiamo parlato finora, a tuo giudizio, quali sono proprio quei 2 o 3 fronti, no, su cui il governo di centrodestra magari deve fare un po' la differenza in quest'ultimo scorcio di legislatura, anche come dire, accelerando di più rispetto a quanto fatto finora, insomma, per far vedere che esiste una visione alternativa, un'agenda alternativa, ecco. Beh, allora c'è un punto su cui mi ha stupito positivamente è sull'immigrazione. Penso al fatto che quando la Meloni è diventata Presidente del Consiglio, anzi prima, durante la campagna elettorale, la maggior parte degli osservatori dicevano che avrebbe tagliato l'Italia fuori dal mondo, quasi che con una sega potesse tagliare dalle Alpi in giù e trainarla con dei remi verso l'Africa, cosa che non è accaduta. Sull'immigrazione, per dire, in verità siamo stati noi a trainare gli altri precursori, penso a quello che è successo in Europa in questi giorni. E questo è stato sicuramente un successo, perché uno dei punti fondanti del programma del centrodestra era l'immigrazione e la sicurezza. Certo. Il punto su cui si dovrebbe fare di più, però c'è stata la congiuntura internazionale, ci sono state le guerre, tutte cose che non erano né auspicabili né prevedibili, e le tasse. Io penso che il centrodestra certo è a trazione destra, ma è anche a trazione liberale e liberista, e si sa benissimo, come dire, una pressione fiscale che supera il 40%, da qualunque elettore di centrodestra, io direi da qualunque uomo ben nato e sensato, è considerato un furto da parte dello Stato, e su questo sicuramente si poteva fare di più e si deve fare di più, al netto delle congiunture internazionali, perché nessuno pensava che non sapevamo nemmeno dove fosse Hormuz, noi per fortuna fino a qualche mese fa era un segno di salute mentale non saperlo, peraltro quando poi entra in casa tua la politica internazionale, le guerre, capisci anche questo. Quindi direi che dal punto di vista economico e della tassazione forse si poteva e si dovrebbe fare di più. Penso che ci vorrebbe un'iniezione liberale da questo punto di vista, però ci vogliono anche i conti per poterlo fare, e il paradosso è che questo governo, a cui si imputava non solo di tagliarci fuori dall'Europa ma anche di sballare i conti, mi pare che sia quello che ha tenuto i conti in ordine anche molto di più dei professoroni universitari, della Bocconi, di Mario Draghi, di chi si baloccava con i numeri della Banca Centrale Europea, e aveva lo spread più alto rispetto alla Meloni, che sembrava che dovesse fare chissà quali casini. Vero, diciamo che da spelacchiato liberista ultra sottoscrivo il tuo appello sulla questione fiscale e facendo questo ti ringrazio molto di essere stato con noi. Grazie mille a te, direttore. Buon lavoro. Buon lavoro e buona giornata. A presto, ciao Francesco. Grazie.